Buongiorno da Aragona, Piazza Umberto I, oggi gara di mountain bike con tantissimi partecipanti, più di 100 i partecipanti a questa gara, un bel evento organizzato dalla MTB Aragona del presidente Giovanni Graceffa. Iniziano a salire da Piazza Umberto I, il percorso poi sarà quello delle strade principali di Aragona fino ad arrivare a Campetti Playoff, dove ci sarà la partenza ufficiale di questa edizione di mountain bike. Siamo con Giovanni Graceffa, presidente della MTB Aragona. Oggi una bellissima manifestazione di mountain bike. Ci spiega un po' quello che sta succedendo. Già gli atleti sono, chiamiamolo, in pista. Salve, grazie per lo spazio che mi state dedicando. Sì, è il nostro primo evento, la nostra prima gara. Siamo un po' esperti in raduni, quest'anno abbiamo un po' voluto esagerare. Abbiamo organizzato una gara che fa parte di un circuito siciliano, regionale, ed è la prima Marathon Axi. Diciamo che l'evento ci dà un po' più di responsabilità, perché diciamo, gli atleti sono forti, corrono, dobbiamo chiudere le strade, è un po' più impegnativo. Loro sono già per strada, un'oretta arrivano. Il circuito non è tanto impegnativo, diciamo che tocca due comuni, Comitini e Aragona. Diciamo che tutto il nostro territorio verrà un po' attraversato dai ciclisti. All'iscrizione quanto sono stati, diciamo, i concorrenti stamattina? Alla partenza abbiamo avuto 120 iscritti, siamo un buon numero per essere la prima volta. Sono suddivisi in 3 percorsi, ci sarà il percorso più lungo che viene chiamato Marathon, circa una trentina di persone, poi il resto suddiviso in gran fondo e medio fondo. Un buon inizio. Giovanni Graceffa, oltre ad essere il presidente della MTB, anche assessore allo sport, allo sport di Aragona. Una bella iniziativa che coinvolge tante persone ma porta anche dei benefici alla città di Aragona. Sì, diciamo che è una bella pubblicità che facciamo a livello regionale del nostro territorio, del nostro comune. Sì, mi sono ritrovato adesso anche con questo incarico con un po' più di responsabilità, spero di fare bene come ho fatto però nell'MTB, abbiamo creato questa bellissima realtà e di continuare a farlo anche per tutto il comune di Aragona.